Habemus liste. C'è anche Forza Italia, ma l'Italia è cambiata. Sfigurata dalla crisi, sfiancata dalle tasse, il paese in 5 anni non è più lo stesso. Così, a conti fatti, dall'ultima corsa per il Parlamento europeo, anche il partito di Berlusconi è un'altra cosa. A cominciare dal nome, si riparte da Forza Italia, si riparte da un leader azzoppato dalle vicende giudiziarie, da un movimento frantumato e indebolito, da un'emorragia di esponenti e di elettori. Nel 2009 il PDL pesava sulla scena nazionale il 35,26%, oggi Forza Italia arriva al 19,6%, a cui però c'è da aggiungere una variabile, il fattore B. Qual è il valore aggiunto di Berlusconi oggi? Alcuni tra i maggiori esperti di sondaggio e di campagna elettorale davano al nostro presidente Berlusconi oggi un fattore B tra il 5 e il 7%, quindi direi che non c'è proprio nulla di spuntato. Positività ed ottimismo, e questa è la parola d'ordine di Forza Italia oggi nel periodo forse più nero della sua storia. La circoscrizione nord-est con i suoi 10 milioni di elettori vale 14 eurodeputati. Nel 2009 4 posti andarono al Partito Democratico e 5 al partito di Berlusconi. Oggi in più c'è il Movimento 5 Stelle che a livello nazionale vale più del 21%. A nord-est Forza Italia punta in alto. Confermarsi con 5 eurodeputati sarebbe fantapolitica. 4, per come stanno le cose, sarebbe già un lusso. Per questo serve una campagna elettorale incisiva. Noi abbiamo uno slogan che dice più Italia in Europa, meno Europa in Italia, secondo quelle che sono state le battaglie a cui a oggi sembrano guardare tutti, cioè quelle battaglie che ha portato avanti Silvio Berlusconi negli anni, un'Europa meno germanocentrica ma dove l'Italia sia protagonista. Oggi Forza Italia presenta i suoi alfieri, capitanati da una donna, l'europarlamentare uscente Elisabetta Gardini. Seguono Amalia Sartori e il leader dell'esercito di Silvio, Simone Furlan, ma c'è anche il sindaco di Albignasego, Massimiliano Barison, un imprenditore prestato alla politica, Mattia Malgara, un capitano di lungo corso, Remo Sernagiotto, e una giovane, Ilaria Paparella. Insomma, tra sgomitate, indiscrezioni, sorprese poche e conferme molte, ecco un mix di vecchie e nuove conoscenze. Secondo le caratteristiche del nostro partito abbiamo coniugato esperienza a facce nuove, perché così è Forza Italia, si apre sempre alla società civile e premia le persone brave che hanno lavorato bene. Un obiettivo, di riportare alle urne almeno una buona parte di quel nostro elettorato che al momento è indeciso e che sta pensando addirittura di non andare a votare.